Lunedì erano circa le 13 quando ha saputo questa notizia e è andato immediatamente sul posto. Che emergenza ha trovato? Cosa ha visto? Sì, sono andato immediatamente, era come dire, giusto, l'ho sentito come un impulso veramente di carattere umano. Quando sono andato sull'isola la prima cosa che ho fatto è andare dove erano stati posati i corpi di queste persone e francamente ho recitato una preghiera per loro. E poi come dire, ci si è occupati degli aspetti organizzativi, questo è uno dei passaggi per poter anche trovare e dare degna sepoltura sempre a questi sventurati. C'è un profondo senso di tristezza. Ho cercato di essere di aiuto il più possibile, sono stato anche il più possibile vicino al sindaco di Lampedusa, mettere in evidenza soprattutto come poi gli uomini della Guardia Costiera che sono intervenuti al largo di Lampedusa, molto al largo, eravamo veramente più vicino all'Africa che non all'Italia, sono intervenuti mettendo a rischio la loro stessa vita per salvare quella degli altri. Il prefetto si è complimentato anche con gli uomini della Guardia Costiera che hanno rischiato la loro vita per andare quasi vicino alle coste africane per andare a soccorrere questi uomini. Personale che verrà fortificato, raddoppiato? Sì, personale e mezzi che verranno rafforzati, non a caso il Comando Generale della Guardia Costiera sta mandando questa sera stessa, fra un paio d'ore, a Porto Empedocle un pattugliatore d'altura, nave Fiorillo, 55 metri, attrezzato per questi interventi, che resterà qui in porto per diversi giorni, pronto a operare se dovesse essere necessario anche a notevole distanza dalla costa. Tra queste 29 salme una andrà al comune di Porto Empedocle. Sì, passano da qui e una va al comune di Porto Empedocle, allungando la fila di tanti morti che questo canale di Sicilia in qualche modo ha ingoiato e che riposano nel cimitero di Porto Empedocle. Questa è una tragedia veramente che è particolare, lo commentavamo con le altre autorità. Partire da un posto povero e partire per fame e poi morire di freddo. E morire così, addormentati, diceva il prefetto, ha trovato visi sereni. La comunità di Sant'Egidio di Catania ha scelto e ha voluto fortemente essere qui per portare un omaggio. Sì, pensiamo che anche un gesto piccolo come porre un fiore possa dare anche una chiave di lettura a questo fatto tragico che ancora si ripete sulle nostre coste. Ovvero noi portiamo un fiore a questi migranti, a quelli che noi amiamo chiamare nuovi europei, come se fossero i nostri morti, come quando noi gli andiamo a portare i fiori ai nostri parenti e ai nostri amici più vicini.